Tweet. Tromba d'aria a Noventa di Piave in mattinata, ingenti i danni, specie in zona Romanziol, con la caduta di numerosi alberi in zona industriale Capannoni scoperchiati. Rapinatore armato con coltello e con il volto coperto da passamontagna fa irruzione alla Banca della Marca alla Gazzera oggi alle 12, ma scatta l'allarme e i poliziotti lo catturano. Grandi navi, il ministro Toninelli convoca un tavolo a Venezia per martedì prossimo, ma tra gli invitati sono esclusi dalla riunione proprio il Comune e la Regione. Autonomia, la rabbia del ministro Stefani per lo stallo in corso in Parlamento, il punto cruciale è la copertura finanziaria, le resistenze vengono dal sud. Non siamo evasori, noi le tasse le paghiamo ma solo allo Stato Veneto, così gli esponenti del Comitato Liberazione Veneto oggi nell'incontro all'Agenzia delle Entrate. E a Favaro, Veneto, la primaria Collodi è la scuola le cui facciate ridipinte permettono ai bimbi di respirare come se fossero in un bosco e di ridurre lo smog. Sulle orme di Cinorice e Polcaiara, a Venezia in laguna, la grande avventura di 30 ragazzi tra i 15 e i 17 anni provenienti da 7 paesi europei. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3 Venezia. Anche in questa edizione dobbiamo parlare del maltempo che si è abbattuto sul Veneto e anche sulla provincia veneziana, perché la tromba d'aria che ha causato diversi danni nel Trevigiano non ha risparmiato neppure la zona di Noventa di Piave, scoperchiato il tetto di uno stabilimento, molti gli alberi abbattuti. Le fortissime e insistenti raffiche di vento, pioggia e grandine che si sono abbattute questa mattina tra Ponte di Piave e Zensò si sono allungate anche oltre il fiume nel Veneziano, provocando ingenti danni nel territorio di Noventa di Piave. Particolarmente colpita la zona industriale di via Calnova, dove sono volate lamiere e pezzi di coperture dei capannoni. Ad avere la peggio lo stabilimento della Cattel Alimenta. Qui il vento ha scoperchiato parte del tetto, staccando le lamiere e scagliandole giù nel piazzale e lungo la strada, fortunatamente senza colpire nessuno. Ha scoperchiato tutta la parte di là verso l'autostrada e, come avete potuto vedere, la parte della copertura è tutta qua. Fortunatamente è venuta dalla parte dello stabilimento verso la strada, non verso l'autostrada, altrimenti potrebbero esserci stati dei danni anche molto importanti e potrebbero esserci stati anche dei feriti, insomma. Non ancora quantificata l'entità di danni subiti, sicuramente ingenti. Interrotta l'attività dello stabilimento per consentire la riparazione provvisoria del tetto. Dipendenti sì, abbiamo mandato via tutta la parte degli uffici, abbiamo messo tutta la parte dei quadri elettrici in sicurezza e in questo momento c'è una squadra sul tetto che stanno ripristinando al meglio il tetto, anche se poi dopo necessiterà un intervento radicale, insomma. Dobbiamo capire soprattutto la copertura, insomma, l'entità del danno, insomma, è notevole. La prima volta che subite danni così ingenti? Sì. Non solo le attività industriali, colpita anche l'agricoltura. Diversi infatti i vigneti piegati o completamente abbattuti dal forte vento o compromessi dalla grandine che ha bersagliato i grappoli al punto da pregiudicare seriamente la prossima vendemmia. Questo dunque è il bilancio di una mattinata di fortissimo maltempo. Andiamo avanti con la cronaca. Si è presentato in banca con il volto coperto e armato di coltello, ma è stato arrestato poco dopo aver messo a segno la rapina in una filiale della Banca della Marca nel quartiere della Gazzera a Mestre. L'episodio si è verificato oggi intorno a mezzogiorno. Dopo il colpo l'uomo si è allontanato dall'istituto di credito, ma è stato fermato e arrestato da polizia e carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto. La droga nascosta sapientemente nelle tasche dei pantaloni, invece dentro gli slip, nel vano bagagli dell'auto, nel porta oggetti e dentro al pacchetto di sigarette, una nutrita e variegata scorta di cocaina, ecstasy e marijuana. A scoprirlo i carabinieri durante un normale controllo del territorio nel pomeriggio dello scorso 31 luglio, che ha portato anche in questo caso a un arresto uno spacciatore 25enne di Noale.
Cambiamo tema, si accende e continua il dibattito sulle grandi navi in laguna dopo l'audizione a Roma con lo sfogo del sindaco Brugnaro, convocata a Venezia per martedì 6 agosto dal ministro Toninelli, la prima riunione per trovare una soluzione agli attracchi diffusi, esclusi dal tavolo però proprio Comune e Regione. La prima riunione per sondare il tema grandi navi è stata convocata per martedì prossimo 6 agosto a Venezia e vedrà il gruppo di lavoro all'opera per individuare le migliori soluzioni tecniche per l'utilizzo degli attracchi diffusi. L'incontro presso la sede dell'autorità del sistema portuale e si cercherà un modo per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Per il comitato No Grandi Navi, da scartare da subito l'idea di deviare i colossi del mare su Porto Marghera. Se poi pensiamo di usare il canale dei Petroli per la navigazione crocieristica, questo sicuramente in tempi più o meno brevi comporterà il raddoppio della sezione del canale e quindi sicuramente un intervento non positivo. Il perché è presto spiegato e da ricercarsi nello scavo del fondo della laguna utilizzato per ricavarne l'attuale canale dei Petroli, appunto. Io credo che comporti sicuramente problemi seri per il regime della laguna e per il suo assetto morfologico. Penso che di canali in laguna se ne siano già scavati troppi e anche malamente. Un esempio per tutti è il famigerato canale dei Petroli. Noi non credo che possiamo fare repliche. La riunione è convocata su indicazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che vede esclusi tra i diversi soggetti invitati sia il Comune e Città Metropolitana di Venezia sia la Regione del Veneto. Nell'elenco dei convocati non ci sono. Tra dimenticanza e certamente dispetto, il messaggio da Roma è chiaro. Lo sfogo di Brugnaro alle audizioni della Commissione Trasporti della Camera e proprio su questo tema non è stato certo gradito. Sempre tutto in rischio, sempre. Solo che noi siamo stanchi, la città è stanca di voi. Questi personaggi anche autorevoli che si azzuffano intorno all'approdo di qua piuttosto che di là perdono di vista un fatto fondamentale che sarà cruciale per il destino della laguna, legato all'innalzamento, direi quasi certo ormai, del livello medio del mare. Si parla come minimo di una cinquantina di centimetri nell'arco di questo secolo. Di fatto bisognerà scegliere fra salvaguardare dagli allagamenti i centri storici della laguna o favorire la navigazione. La Guardia di Finanza di Venezia, in concomitanza con la stagione estiva, ha intensificato i controlli contro l'abusivismo commerciale e la vendita di merce contraffatta lungo il litorale di Jesolo. Nelle ultime settimane, infatti, i militari della locale tenenza, con la collaborazione dei baschi della compagnia Pronto Impiego di Venezia, hanno eseguito numerosi interventi che hanno portato complessivamente al sequestro di 1.800 prodotti irregolari, perché contraffatti, insicuri o non in regola con la normativa in materia di codice del consumo. Numerosi venditori abusivi segnalati alle competenti autorità. I sequestri sono stati eseguiti lungo l'Arenile e sulle vie d'accesso alla spiaggia maggiormente frequentate, in corrispondenza in particolare delle piazze Mazzini, Brescia, Nember e Torino. L'attività della Guardia di Finanza a contrasto del commercio abusivo e della contraffazione proseguirà per tutta la stagione balneare per tutelare i commercianti rispettosi delle regole e la tranquillità dei turisti, così dunque dalla Guardia di Finanza. E ora autonomia, la rabbia del ministro Stefani per lo stallo in corso nel dibattito parlamentare. Il punto cruciale è la copertura finanziaria. Le resistenze, ha aggiunto la Stefani, vengono dai parlamentari del Sud. Tutto questo dà stanchezza, le abbiamo chiesto. No, stanchezza, io ho anche rabbia, io ho autonomia, la voglio portare a casa, io, più che non stanchezza, io ho rabbia. Oggi invece noi ci troviamo dopo un anno di una rocambolesca trattativa, di una istruttoria articolata condotta con il Movimento 5 Stelle, con i ministeri del Movimento 5 Stelle e all'esito e dopo varie fra
diffide, fra inviti, fra sollecitazioni, siamo arrivati a stendere un testo per quanto riguarda le singole materie dove c'è il punto di caduta del Movimento 5 Stelle, cioè dove il Movimento 5 Stelle avrebbe formalmente, almeno ad oggi, cioè informalmente dichiarato di poter firmare un'eventuale intesa. Quel punto di caduta però manca di una parte fondamentale. Sulla norma finanziaria non abbiamo ancora avuto un testo sul quale magari svolgere un'ulteriore analisi, e poi resta il vero grande passaggio, perché l'intesa è una firma fondamentalmente fra due esecutivi, fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio. Autonomia, il ministro Stefani non ce l'ha con i 5 Stelle, nemmeno con il Premier Conte, ma fa capire che a Roma una gran parte di deputati del Sud rallentano anche da fuori delle aule parlamentari il cambiamento costituzionale, anche contro gli interessi dei loro stessi elettori. Perdere questa occasione, affossarla in dinamiche politiche, affossarla su questa assurda dialettica di contrapposizione nord-sud, è un nord-sud di contrapposizione della politica, di politici magari del sud, non dei cittadini, perché i cittadini desiderano che vi sia veramente un cambiamento, i cittadini del sud vogliono essere dei cittadini di serie A, ad avere i servizi che a loro spettano, che gli spetta per Costituzione, gli spetta per legge e gli spetta per civiltà. Indipendentisti intanto oggi ricevuti dal dirigente veneto dell'Agenzia delle Entrate per il tema tasse. Noi non siamo evasori, dicono, ma le tasse le paghiamo solo allo Stato veneto. Stamane il gonfalone di San Marco ruggiva impetuoso fuori dalla sede dell'Agenzia delle Entrate di Marghera, inneggiando a una richiesta chiara e precisa. Il popolo veneto vuole pagare le tasse, semplicemente lo vuole pagare allo Stato di riferimento, che dovrebbe essere lo Stato della Repubblica Veneta. Quindi noi vogliamo pagare le tasse, ma al nostro Stato di riferimento, la Repubblica Veneta. Ciao Franco. Loro sono gli indipendentisti del Comitato della Liberazione Nazionale Veneta. In delegazione, su invito del Ministero delle Finanze, hanno incontrato il direttore dell'Agenzia delle Entrate del Veneto proprio sulla fiscalità che dovrebbe essere applicata nei loro confronti e di cui ne rigettano la paternità. Noi rigettiamo le tasse dello Stato italiano perché la legge dice che le persone in autodeterminazione possono trattenersi le proprie ricchezze affinché possano ottenere lo proprio status che permette la legge dell'autodeterminazione, la 881/77. Articoli di legge in mano con tanto di copie di Gazzetta Ufficiale sono tornati a far sentire la loro voce. Vogliono l'istituzione della nuova Repubblica Veneta, percorso giuridico-politico da loro intrapreso con la decolonizzazione, appellandosi al diritto di autodeterminazione dei popoli, legge 25 ottobre 1977, numero 881 appunto. È quanto mai strano che un ministero non si esprima ma dia compito a un sottoposto, un ufficio sottoposto, a esprimersi su una cosa così importante. Ecco, non vorrei che passasse l'idea che qui attorno a noi ci fosse un mondo di evasori, di anarchici, anzi è di legge e di tasse che vogliamo parlare. Ora parliamo di sanità. Cresce l'oncologia in Veneto, è inaugurato il nuovo reparto dell'ospedale di Chioggia, dove al giorno in day hospital ci sono più di 50 accessi. L'intero quarto piano è ristrutturato con nuovi 6 posti letto, un'area di oltre 640 metri quadrati che si sviluppa in un triplo corpo di fabbrica. Inaugurata a Chioggia la nuova oncologia al quarto piano del blocco nord dell'ospedale. È un reparto importante, un reparto sappiamo delicato, dove i cittadini devono avere tutto il massimo comfort, ma la massima sicurezza, la massima tutela, perché sappiamo che sono percorsi anche molto invasivi. Ad accogliere i pazienti oncologici c'è un'apposita segreteria che si apre su un'ampia sala di attesa. Il day hospital è organizzato in una sala con vista laguna di 65 metri quadrati,
in cui trovano spazio le 10 poltrone per le terapie. Un reparto molto delicato con una frequenza di circa 50 persone al giorno di media, quindi una frequenza importante. È un servizio diurno, quello che noi offriamo, quindi dedicato alla somministrazione delle terapie farmacologiche, di chemioterapia e alle visite oncologiche di appunto follow-up delle varie appunto patologie neoplastiche che le persone hanno. Quindi bene per poter aver ottenuto un risultato di un miglior servizio a Chioggia. L'opera si inserisce in un piano progettuale più ampio di restauro grazie a un importante investimento regionale di oltre 27 milioni di euro, di cui 19 milioni già investiti e 8 milioni in via di investimento. Questa è la testimonianza come noi continuiamo a investire, sanità di eccellenza, sanità che non si ferma in Veneto, con continui investimenti sia per quanto riguarda la parte strutturale come oggi, sia per quanto riguarda la parte poi tecnologica, non lasciando indietro nessuno, neanche gli ospedali più piccoli come questo ospedale di Chioggia, che comunque riserva per un bacino molto importante, e quindi la necessità di continuare a investire, essere a fianco per dare servizi ai cittadini. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo con altre notizie dal veneziano, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora dello sciopero delle guardie giurate anche a Venezia, con sindacati e una delegazione di lavoratori ricevuti in prefettura per far valere le loro istanze. Sentiamo quali sono. Contratto! 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 Giornata di agitazione per le guardie giurate venete in uno dei 2 giorni di sciopero anche a Venezia. Rischiamo la vita con stipendi da fame, dicono. Uomini e donne della vigilanza privata chiedono il rinnovo del contratto fermo da 3 anni. Scaduto ormai da 42 mesi, siamo tutti contratto! E dopo il presidio delle scorse ore, lavoratori e sindacati ricevuti in prefettura per portare all'attenzione del governo centrale l'attuale disagio dovuto alla difficile situazione lavorativa collegata alle problematiche della categoria. Più di 70.000 lavoratori stanno aspettando che venga rinnovato un contratto a delle condizioni dignitose. Le parti datoriali negli ultimi incontri, che oltretutto hanno fatto anche saltare, proponevano il peggioramento sul periodo di supporto, il peggioramento delle condizioni rispetto ai riposi sui 14 giorni, il non garanzia del posto di lavoro nei cambi di appalto a fronte di un aumento salariale che è abbastanza irrispettoso nei confronti dei nostri lavoratori. Pesantissimi turni di lavoro, dicono. Gli aumenti sono quasi inesistenti, la flessibilità è pazzesca, si vogliono far lavorare 8 ore distribuite su 16, 18, non ho ancora capito proprio perfettamente, mi sembra quasi 18 ore, è una cosa che è improponibile perché dobbiamo avere il diritto anche noi di organizzare la nostra vita privata come tutti gli altri settori. La crisi sembra ormai alle spalle, l'estate veneziana sta facendo registrare, parliamo della stagione turistica, una ripresa, a dirlo è proprio l'associazione albergatori. La crisi sembra ormai alle spalle. L'estate veneziana sta facendo registrare nelle prenotazioni alberghiere una stagione turistica in buona ripresa. Nel mese di luglio in città, tra Venezia, Centro Storico, Mestre e Lido, la percentuale media dell'occupazione negli alberghi è stata dell'80%. In ripresa rispetto all'anno scorso è stato un anno horribilis, con diminuzioni dei fatturati di oltre il 15%, in alcuni casi fino al 25%, veramente un anno difficile. Quest'anno è un anno di ripresa, non una ripresa fortissima, però una ripresa importante soprattutto negli alberghi di fascia medio-alta. La Biennale d'Arte è stata un traino importante per la città. Il merito è sicuramente la capacità degli imprenditori veneziani, ma è sicuramente merito anche del grande evento biennale che porta con sé numerosi eventi e porta moltissime prenotazioni alberghiere di qualità. Alta la percentuale di occupazione in luglio. Tasso di occupazione del 90% sulla città di Venezia, con punte fino al 95% durante la serata del Redentore,
circa l'80% al Lido e il 70% a Mestre. Bilancio conclusivo a novembre, come spiega il direttore degli albergatori veneziani. Tutti sanno che Venezia da metà novembre in poi sostanzialmente chiude e quindi abbiamo i flussi turistici sono fino a metà novembre e quindi là potremo tirare un bilancio della stagione che però a mio modo di vedere è assolutamente positivo. È la scuola elementare le cui facciate ridipinte permettono ai bambini di respirare come se fossero in un bosco e di ridurre l'inquinamento atmosferico. È la Collodi a Favaro Veneto, proprio a 2 passi dall'aeroporto. L'azzurro da una parte che tanto ricorda i cieli tersi e puliti dell'estate, il giallo che risplende come una giornata di sole pieno e poi il bosco che non c'è ma si respira. Alla primaria Collodi, qui Pinocchio non c'entra, nessuna favola ma realtà e uno spiccato interesse per l'ambiente. Si trova al civico 140 di via Triestina a Favaro Veneto, scuola i cui esterni sono in fase di ridipintura con la pittura ecologica che assorbe e cattura lo smog. Far capire ai nostri ragazzi che con tecniche, con materiali che devono essere selezionati fin dall'inizio possiamo ridurre quello che è l'inquinamento atmosferico e come è stato detto pensiamo che 300 metri quadrati di utilizzo di questo materiale di pittura è come se noi oggi in questa scuola avessimo piantato 300 metri quadrati di alberi. Il cantiere, i cui lavori è previsto si concludano entro la fine del mese, ha visto un investimento del Comune pari a 260.000 euro, progetto che potrebbe allargarsi anche ad altri plessi del territorio. Ed è un obiettivo straordinario che questa amministrazione si è dato perché ha messo assieme più cose che credo siano assolutamente importanti per il futuro dei nostri ragazzi. Non è un caso che la scuola si collochi proprio a ridosso dell'aeroporto? Certo, è stata scelta qua perché il primo passo è stato fatto dall'amministrazione comunale, quindi da un'istituzione pubblica. Abbiamo voluto noi dare questo segnale perché si parla sempre di ambiente, è un tema che oggi è una priorità per tutti. Ad oggi dalla gestione Brugnaro investiti più di 2 milioni di euro per le scuole in terraferma, a cui si aggiungono stanziamenti paragonabili per quelle del centro storico e delle isole. Da un punto di vista di manutenzioni straordinarie con una varietà di interventi da dover eseguire tutti con urgenza e quindi penso al grosso tema delle infiltrazioni, quindi del rifacimento delle coperture, penso al tema dei serramenti con serramenti e finestre che non erano a norma, dei servizi igienici e quindi purtroppo la pittura in una scala di priorità rischiava di finire sempre all'ultimo posto. L'amministrazione Brugnaro ha scelto che oltre a dover eseguire interventi urgenti, quali quelli che ho appena accennato, era fondamentale anche dare un segnale di bellezza, di cura di questi luoghi che sono i luoghi di vita dei nostri ragazzi. Sulle orme di Cino Ricci e Polcaiara a Venezia un piccolo sogno e una grande avventura per 30 ragazzi. Sulle orme di Cino Ricci e Polcaiara è un piccolo sogno e una grande avventura quella che in questi giorni stanno vivendo in laguna 30 fortunati ragazzi tra i 15 e i 17 anni, provenienti da 7 paesi europei. Un camp di vela con una particolarità unica. La lingua ufficiale dei partecipanti è l'inglese. L'esperienza si svolge a Venezia. I ragazzi sono ospiti al Collegio Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena, mentre le giornate hanno come base operativa, come campo di regata per gli allenamenti, lo stabilimento balneare della Marina a San Nicolò del Lido di Venezia. Anche quest'anno si sta concludendo il secondo campo vela internazionale al Lido di Venezia, svolto in collaborazione tra Marina Militare e IMC, l'organizzazione internazionale che vede la partecipazione di 7 nazioni dell'Unione Europea. Il campo di vela è della Confederazione Marittima Internazionale ed è organizzato dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. L'esperienza, iniziata il 23 luglio, si sta avviando alla conclusione ed anche quest'anno il bilancio dell'attività parla di un grande successo. Non sono mancate le premiazioni di tutti gli equipaggi partecipanti.
un'esperienza formativa sportivamente ed umanamente che ha messo in contatto 30 ragazzi di diverse nazionalità che hanno condiviso questa esperienza imparando i segreti della vera, ma soprattutto ad essere buoni cittadini del futuro. E in questo l'impegno può considerarsi pienamente raggiunto. Saranno Alex Barattini e Alberto Barbinato i protagonisti di 20 e 10, due esponenti del soccorso alpino. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Dopo l'ondata di maltempo che nella giornata di venerdì ha flagellato il nord-est con danni anche ingenti, sabato tornerà ad essere più stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Umide infiltrazioni atlantiche lambiranno Alpi e Prealpi, dove potremo avere ancora qualche rovescio temporale tra le ore pomeridiane e quelle serali. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi. Torna ad essere più stabile il tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia, con tanto sole ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento solamente sui rilievi, ancora con isolati acquazzoni, specie durante il pomeriggio. Temperature invariate, minime tra 18 e 21 gradi, le massime invece saranno comprese tra 28 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, ma anche in questo caso non si escludono dei rovesci a partire dal pomeriggio sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 31 gradi. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.